Montagnana con te e vi do il benvenuto a questa giornata appunto di inaugurazione di questo percorso che per chi è di Montagnano, per chi ha già frequentato sicuramente non è nuovo, non è una sorpresa, ma è la continuazione appunto di un percorso che viene dagli anni e dall'attività dell'associazione. La nostra grande soddisfazione è che questa famiglia, questo percorso, questo progetto che abbiamo insieme sta crescendo, è cresciuto appunto all'interno del paese, si è espanso anche oltre, è riuscito a coinvolgere moltissimi artisti. Come vedete qui con me abbiamo gli artisti che finora hanno esposto con noi, sono principalmente montagnanesi o non solo, e la soddisfazione è che sono tantissimi e che soprattutto alcune volte erano anche un po' sconosciuti o comunque ognuno lo fa per il proprio piacere, per il fatto che appunto si esprime attraverso questo tipo di arte e poi magari la tiene a casa, la tiene nel cassetto, non ci tiene o comunque non è interessato a farla vedere. Dopodiché magari viene scoperto, viene portato in piazza ed è una grandissima soddisfazione per loro in primis, perché appunto anche possono essere conosciuti, e anche per noi perché si riesce a dare valore a delle realtà che abbiamo nel nostro territorio che magari in modo diverso non avrebbero trovato modo di esprimersi, per cui veramente una grandissima soddisfazione. Grazie Presidente, buongiorno a tutti quanti voi, buona domenica. E guardate, vi devo dire, quando mi è stato rivolto l'invito di partecipare a questa occasione, l'ho accolto con grande piacere per vari motivi. Uno fra tutti perché tra di voi ci sono tanti amici che ho sempre piacere di rivedere. Un altro aspetto è che amo particolarmente questa città, Montagnana è una città meravigliosa, ma in modo particolare devo dirvi perché lo scopo di questa giornata è quello, almeno per come lo interpreto, è quello di testimoniare quello che è un incontro tra l'arte e la società civile. Come diceva giustamente il Presidente Matteo Mantoan, che ringrazio, e tutti quanti i volontari e i facenti parte dell'associazione, questa associazione del territorio ha questa finalità, cioè di far incontrare le persone attraverso vari temi, in questo caso attraverso l'arte. Questa è una città storica, ma è anche una città ricca di arte, ha tantissima arte da esprimere e che ha espresso. Già dai tempi proprio del suo nome, no? Montagnana è un'altura non molto alta, dal latino poi dice che è la via di mezzo tra Aquileia e Bologna, quindi è una città storica ed è anche una città dove ogni singola pietra, anche quella che stiamo calpestando, non solo quella delle mura, testimonia qualcosa, no? Quindi ripeterò questo termine del testimone, perché vedete è come nella staffetta, quando si corre per passare il testimone, ecco quel testimone lo si consegna a chi viene dopo di noi, a chi andrà a correre dopo di noi per testimoniare qualcosa. L'arte è una testimonianza del tempo che passa attraverso le opere e attraverso il cambiamento della società civile. Grazie a tutti, è sempre un'emozione, perché le parole non bastano. Per me, dico sempre, questa è stata una grandissima fortuna, perché organizzare così quasi per, non dico per gioco, ma per impegno sicuramente, credendoci, queste mostre e conoscere queste ricchezze di umanità, di talenti, veramente per me è una grandissima fortuna.
e quindi ho veramente conosciuto persone meravigliose che si esprimono la loro sensibilità attraverso l'arte, e che penso sia appunto un'espressione dell'anima fra le più elevate, insieme al canto e a tutto quello che appunto chiamiamo artistico. E i nostri artisti, i nostri amici artisti, perché veramente siamo ormai un gruppo di amici, e oggi appunto ci hanno deliziato con le loro opere. Grazie Donella, una buona giornata, grazie cari amici, cari ospiti, di aver accettato l'invito a essere qui con noi. Abbiamo sentito delle bellissime parole, abbiamo capito l'arte in quanti modi, in quali espressioni si può così trasmettere e conoscere. Noi abbiamo voluto come associazione, ormai questa è la terza edizione, abbiamo voluto mettere a disposizione dei nostri artisti e dei nostri cittadini la possibilità di conoscere quest'arte, questo modo di esprimersi con i colori e con queste opere. Bene, questi artisti, che in questo triennio abbiamo avuto il modo di conoscere in modo più o meno profondo, ormai dopo 3 anni però un po' tutti sicuramente sì, abbiamo anche altri artisti che stanno attendendo di entrare in questa esposizione, che continuiamo a conoscere e a capire Montagnana quanto ha da offrire, quanta passione e disponibilità in questa direzione c'è. Allora, stavo dicendo che con questi artisti con i quali stiamo collaborando ormai da 3 anni, non solamente mettono di conseguenza a disposizione della città i loro valori, ma la loro generosità quest'anno va oltre, va in un progetto di collaborazione anche con le scuole. Per fare che cosa? Grazie alla disponibilità dei dirigenti scolastici, permettono e loro si sono messi a disposizione per entrare per dei laboratori affinché questi nostri giovani abbiano la possibilità di esprimersi anche loro con il colore. Noi sappiamo quanto sia importante, poi su questo argomento mi fermo altrimenti apriamo un divario che non finisce più, quanto sia importante saper leggere il disegno, il colore con cui si esprimono i ragazzi, dai più giovani ai più grandi. Anche da là possiamo capire lo stato d'animo, il loro stato d'animo. Pertanto ecco, grazie veramente della generosità di questi artisti che doneranno le loro ore all'interno delle scuole. Grazie, io ancora a loro un applauso. Solamente per, come detto prima, per ribadire un concetto, un'associazione bene, un'associazione ha bisogno di lavorare, un'associazione ha bisogno di un luogo dove ritrovarsi, e qui grazie a delle disponibilità molteplici siamo riusciti a trovare un luogo dove poter fare i nostri incontri, le nostre riunioni, dove poter fare crescere le nostre iniziative, i nostri progetti. Pertanto eccoci qua. Permettetemi però, perché tutto questo è stato possibile grazie alla disponibilità della proprietà di questo immobile, ma è stato possibile anche e soprattutto grazie in modo volontario di tutti i nostri soci, ma adesso vi elenco, che hanno veramente messo la passione, prima di tutto, il volontariato soprattutto, hanno messo la professionalità del loro lavoro, pertanto hanno portato qua delle ore di lavoro, hanno rubato del tempo alla loro giornata, della quotidianità. Pertanto io comincerei da chi non c'è, visto che di sicuro dimentico qualcuno e me ne scuso fin da subito. Allora, sicuramente ringraziamo Antonio Carazzolo, che oggi è un battesimo, non è con noi.
Ringraziamo Michael Berto, che non lo vedo, è qua, che anche lui ha lavorato veramente in modo importante sotto tanti punti di vista. Thomas Gaglian, che non è qui con noi, che ha dipinto tutto l'immobile, ha messo a disposizione un po' di tutto. Fabio Buzzon, che ha provveduto a tutta la rivisitazione dell'impianto idraulico e non solo, e di quello che dovrà ancora fare, ma non lo sa ancora, ma dopo glielo diremo. Esatto. E poi di sicuro sto dimenticando proprietari sicuramente. Comunque ecco, diciamo, grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno dato un contributo in un qualche modo.